Luca Zaia lo definisce un bollettino di guerra. In occasione delle celebrazioni per i 201 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il governatore rieletto parla di sicurezza e critica aspramente il governo Renzi. Ringraziamo Dio di avere le forze dell'ordine, ringraziamo Dio di avere i carabinieri, però è altrettanto vero che con un governo che fa 5 svuota carceri e depenalizza 157 reati, l'Italia è di fatto oggi la ben godi di quello che è la tranquillità per i delinquenti. Ormai la legge difende i delinquenti, non difende i cittadini onesti. Zaia ha due soluzioni: l'inasprimento delle pene e il dispiegamento dell'esercito con compiti operativi, ma per entrambe serve la volontà politica di Roma. Due interventi che possiamo fare a costo zero: convocare il Parlamento, e lo si fa in un istante, e inasprire le pene, ma inasprirle sul serio. I cittadini chiedono giustamente la certezza della pena. Dall'altro ovviamente abbiamo migliaia di militari dell'esercito stipendiati che oggi non sono impiegati in operazioni di guerra, che potremmo mettere veramente a disposizione delle forze dell'ordine, e quindi avere migliaia di militari che vengono coordinate dalle forze di polizia per il controllo del territorio. Zaia è duro anche con Alfano, smentito in sostanza dal capo della polizia, sostiene il governatore. Vediamo con piacere la dichiarazione del capo della polizia Pansa, che ci dice che c'è il pericolo del fatto che ci siano dei terroristi che si imbarchino sui barconi. Noi lo stiamo dicendo fin dall'inizio,